guida i campionati siamo con Davide Anselmi nel post partita di Vittorio Veneto Union QDP. Davide, un'occasionissima sui piedi di Marson subito in avvio, poi nello scorrere della prima frazione è stato un Vittorio Veneto che ha cercato sempre il fraseggio, ma quella è stata l'unica occasione, ovvero ce n'è stata anche un'altra, poi però nel finale è arrivato il vantaggio degli ospiti con Brustolin. Sì, il primo tempo abbiamo giocato praticamente solo noi. E sì, potevamo essere più cinici, però il gioco l'abbiamo fatto, l'abbiamo espresso bene. Credo che forse dobbiamo stare più attenti negli ultimi minuti. Nella ripresa il quarto d'ora al quarto d'ora avete subito il raddoppio degli ospiti, poi Morbioli su punizione e Gilde subito dopo non sono riusciti a concretizzare le occasioni avute. Poi nel più classico dei contropiedi avete subito il 3-0. Il secondo tempo eravamo sbilanciati per cercare il pareggio, quindi alla fine abbiamo preso gol su contropiede, su qualche errore, ma se miglioriamo possiamo fare qualcosa di importante. Non è un bel periodo questo per il Vittorio Veneto. Ma credo che la squadra sia unita e andando avanti con questa mentalità possiamo fare qualcosa. Grazie Davide. Grazie a voi. Siamo con Mister Giuseppe Tom. Mister, non è un periodo facile per questo Vittorio Veneto, vista la partita anche di oggi. Assolutamente non è facile, ma oggi la partita è stata molto strana. Abbiamo iniziato bene, direi, molto bene, e una volta subito il gol dello svantaggio ci siamo un po' lasciati andare, questo non va bene, assolutamente, perché una squadra giovane deve lavorare su questi momenti per crescere, per imparare a reagire, per imparare a stare in partita, cosa che abbiamo fatto domenica, subendo ancora gol all'ultimo minuto del primo tempo. Oggi invece non siamo riusciti a fare e ci siamo disuniti troppo presto quando c'erano tutte le possibilità di rimettere in sesto questa partita per quello che avevamo fatto nella prima parte di gara. Purtroppo adesso bisogna lavorare ancora di più, ancora meglio. L'importante è che i ragazzi abbiano, diciamo, lo spirito giusto per assorbire queste battute d'arresto che sì, capitano quando è una squadra molto giovane. Avevamo tre fuori quota in linea difensiva che comunque non sono da biasimare, hanno fatto il loro, però nei momenti cruciali dobbiamo veramente tirare fuori qualcosa in più per tenere il passo con le altre squadre, che fa valere magari più esperienza o magari a volte anche più qualità. Però, ripeto, non avevamo iniziato male, era forse stato il migliore degli ultimi primi tempi. Infatti c'erano proprio due occasioni e soprattutto quell'occasionissima all'inizio, nei primi 30 secondi con Marson. Sì, ma a parte gli episodi, noi tenevamo molto bene il campo e la squadra si vedeva che stava cercando di tenere in mano la partita, di comandare il gioco, purtroppo con i nostri limiti, con esecuzioni eh, magari di poca qualità negli ultimi 20 metri, negli ultimi 30 metri, decisioni a volte discutibili su andare al tiro o servire un compagno, però mh, la squadra stava tenendo il campo. Poi siamo invece da riprendere assolutamente quando abbiamo mollato in modo troppo veloce e troppo evidente. Responsabilità comunque mia, lavoreremo su questo, basta che i ragazzi abbiano la voglia e la compattezza di continuare a farlo. Guardando un attimo la classifica, a 2 giornate dal termine, ora siete pienamente in zona play-out. Visti i risultati di oggi, comunque si vede che la classifica è corta e in ogni caso, se fate il risultato, potete uscirne tranquillamente. Non ho ancora visto la classifica, sinceramente, ma la classifica mi preoccupa meno del resto. Cioè, noi dobbiamo riprendere in mano delle prestazioni che prima erano di una certa qualità e adesso si sono un po' abbassate. Ripeto, domenica scorsa c'è stato un piccolo passo avanti. Oggi l'approccio è stato nettamente migliore. Dobbiamo però giocare 95-100 minuti, non possiamo regalare spazi, pause di questo tipo ad avversari esperti. Altrimenti è giusto che continuino a giocare anche altri giocatori
avversari di età avanzata che però fanno valere personalità, professionalità, tipo citerei Brustolin su tutti, che ha dimostrato di essere un signor giocatore in questa occasione. Grazie, mister. Grazie a voi. Siamo con mister Lanzara dell'Union QDP. Mister, un primo tempo a ritmo elevato da entrambe le formazioni. È stato un Union QDP che ha sfruttato l'unica occasione buona costruita nel primo tempo, andando in vantaggio con Brustolin. Poi nella ripresa ha trovato il raddoppio ed il terzo gol sempre con Persico. Sì, in effetti noi siamo partiti un po' malucci nelle prime battute iniziali, abbiamo regalato 15 minuti a Vittorio dove ha creato due grosse occasioni dove ci ha graziato. Dopo abbiamo un po' preso coraggio, abbiamo fatto qualcosina avanti finché non è arrivato poi il gol del vantaggio al 47esimo del primo tempo. Poi nel secondo tempo penso che la mia squadra è stata comunque molto più attenta, cinica, e ogni occasione forse poteva essere anche un attimino più ampio il- per quanto riguarda il punteggio dei gol, però va bene così, merito a questi ragazzi che stanno facendo delle cose eccezionali. Comunque un Union che ha giocato bene, soprattutto anche nella difesa. Sì, ripeto, nel secondo tempo secondo me non c'è stata storia, ogni palla era la nostra, sono stati bravi, attenti, cattivi, cinici e anche sulle ripartenze abbiamo fatto molto bene, penso nel complessivo tutta la squadra si è comportata benissimo. Gli obiettivi di questa Union? Beh, se ne resta sempre la salvezza, noi sappiamo che ogni domenica bisogna aggiungere un mattoncino per la salvezza perché il campionato è lungo e si fa presto a tornare indietro. Difatti ne dimostra proprio la classifica corta. Sì, 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 noi vediamo che ogni domenica, anche se facciamo il risultato, vediamo che siamo tutti raggruppati, e basta cannare due volte la partita che torni giusto nel tunnel.